Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Oggi il lunedì, come da tradizione ormai si fa lunedì il punto sul post partita del Cagliari. Il Cagliari che vince in casa sonoramente 4-1 contro il Lecce, si rilancia nella corsa a salvezza e vista la concomitanza di risultati favorevoli a Cagliari, i rossoblù possono guardare buona parte dei concorrenti diretti dall'alto, pensate a un tiro di schioppo dalla parte sinistra della classifica di Serie A. Vittoria importante, innanzitutto però prima di approfondire l'argomento Cagliari, permettetemi di ringraziare davvero le tante persone che mi seguono e le tante persone anche che mi scrivono, perché dovete sapere che ci sono davvero in tanti mi scrivete e mi chiedete magari un parere piuttosto che una impressione, piuttosto che un consiglio o anche semplicemente qualche chiarimento. E quindi di questo vi devo assolutamente ringraziare. Parliamo del Cagliari, dicevamo vittoria importante, ma non così scontata, anche perché il primo tempo è finita 1-0 per il Lecce, con un Lecce che sinceramente, è vero, ha fatto 2 tiri in porta e un gol, però dimostrava di essere più in partita, dimostrava di avere più grinta o comunque le idee più lucide rispetto al Cagliari. Il Cagliari che nel primo tempo era molto lento, un Cagliari un po' compassato, forse dovuta alla pressione, dover comunque vincere uno scontro diretto importante, forse anche dovuto al fatto che, ahimè, questa volta Adopo e Macumbu non sono stati efficaci come in precedenza, e di questo va dato merito al tecnico Davide Nicola, che ha assolutamente capito che Piega rischiava di prendere la partita e ha messo mano alla panchina. Un Viola in ombra, Macumbu assolutamente insufficiente per quanto riguarda le mie valutazioni, comunque non all'altezza di uno scontro diretto così importante. A dopo comunque gravato da un cartellino giallo, ebbene Nicola ha fatto entrare in campo De Iola, Gaetano e Marin, e Razvan Marin. Sono stati i tre che di fatto hanno cambiato volto alla squadra e alla partita. Va detto che Marin ha un passo più rapido sicuramente dei due centrocampisti, e va detto anche che De Iola in questa volta è stato molto più efficace, e Gaetano per la prima volta dopo 5 mesi è ritornato il Gaetano che conoscevamo dalla scorsa stagione, un giocatore mobile, un giocatore di grande qualità, basti pensare, basta avere negli occhi lo scambio proprio con De Iola da cui è scaturito il gol del pareggio. Un pareggio che ha lasciato, diciamo così, un po' stupiti per come è nato, per la finezza di un giocatore come De Iola, molto muscolare, molto, come si dice in gergo, colui che è portatore d'acqua, però insomma di fatto un 1-2 chiuso con un colpo di tacco che ha dato la possibilità al fantasista numero 70 di scagliare la palla alle spalle del portiere leccese. Importante il pareggio perché questo ha dato ulteriore spinta al Cagliari che, supportata dal pubblico della Unipol Domus, ha attaccato in cerca del vantaggio, che è arrivato pochi minuti dopo con un colpo di schiena, è il caso di dire, di Luperto, su un calcio d'angolo tagliente di Razvan Marin. È il caso di dire che mai fu più gradita sostituzione, perché il Cagliari è sceso in campo con i 3 nuovi ingressi, con un piglio diverso. C'è stata poi l'ennesima espulsione provocata da Gerrimina. Anche qui l'opinione pubblica si divide in 2 parti, c'è chi lo osanna, ovviamente i tifosi del Cagliari principalmente, perché è un giocatore che comunque mette tutto, può mettere tutto in campo, poi rende la partita sporca, infastidisce, innervosisce l'attaccante di turno, l'abbiamo visto nel corso dell'anno scorso e anche di quest'anno. Qualcuno riesce anche a tenere i nervi a freno, qualcun altro no, e nelle ultime 2 partite questo è toccato a 2 espulsioni, una da Ambrosio e ieri è toccato a Rebic, Ante Rebic, che non è neanche un giocatore poco esperto, visto che ha insomma, giocato ad alti livelli. Noi lo ricordiamo anche con la maglia della Fiorentina prima e del Milan poi. Detto questo, Mina c'è chi lo odia perché si dice che proprio sia un giocatore che provoca, ma è il caso di dire che quel calcio, fin quando si parla di
provocare verbalmente o stuzzicare la storia del calcio mondiale, non solo italiano, e Pier. Mi viene in mente un giocatore come Marco Materazzi che a provocare Zinedine Zidane siamo riusciti a vincere la Coppa del Mondo. Quindi mi fa strano pensare che in casi che non riguardano la propria squadra del cuore si gridi allo scandalo, addirittura al radiare dal calcio. Purtroppo per loro Mina è un valore aggiunto del Cagliari, e anche sporcare la partita con questo tipo di situazioni in un calcio sempre più da, permettetemi il termine, da fighetti rispetto che da uomini veri, beh, io credo che Mina possa fare solamente la differenza. E aggiungo, non si capisce perché queste lamentele arrivino sempre dentro il campo, fuori dal campo, guarda caso, se ne guardano bene dal minacciare o dal provocare il giocatore colombiano. E lasciamo così. Detto questo, un Cagliari sicuramente molto molto più operativo, attivo nella ripresa, che è entrato in campo con giocatori, oltre ai 3 nuovi entrati, con un nuovo piglio. Penso ad Obert, che la prima parte del primo tempo è stato veramente insufficiente, salvo poi segnare quel gran gol all'incrocio dei pali. Abbiamo detto dei 3 nuovi ingressi, ma non posso non parlare di 2 giocatori che per motivi diversi si stanno affermando. Uno è Felici, anche se tra luci ed ombre, ma ormai hanno capito un po' qual è il suo binocolare, la sua corsa e le sue qualità, e quindi cercano di prendere misure. Però qualche cosa ha fatto intravedere ieri. L'altro è Nadir Zortea, arrivato per lo scetticismo generale, forse Davide Nicola gli ha trovato la collocazione ideale, vale a dire sulla destra, però in maniera avanzata, coperto alle spalle da un ottimo Gabriele Zappa, sta trovando quella continuità di rendimento e di gol che mai aveva avuto nella sua carriera. Pensate, lui attualmente è il capocannoniere, 3° gol di fila, insieme a piccoli 5 reti finora segnate. Davvero un valore aggiunto, e non mi stupirebbe se in prospettiva, continuando a segnare con questo tipo di cadenza, anche il buon Spalletti si dovesse accorgere per convocarlo in nazionale, vista comunque la penuria di esterni da quella parte, in nazionale intendo. Non possiamo non sottolineare la prova di Caprile. Dopo la bella prova di Milano, Caprile si sta dimostrando, ma lo immaginavamo, un portiere affidabile, un portiere che ha trovato a Cagliari la continuità di rendimento dopo la bella parentesi dell'anno scorso di Empoli, e quest'anno si vuole riaffermare. Ecco, credo che avere un giocatore così motivato, giovane e pronto per giocare in Serie A sia un valore aggiunto. Se poi Caprile riuscirà ad innamorarsi di Cagliari della Sardegna, credo che sarà un valore aggiunto per ulteriore rispetto a quanto già lui di suo come qualità tecniche abbia. È un po' come sta succedendo con Gaetano, fondamentalmente. Il mercato è ancora aperto. Il presidente Giulini nella conferenza stampa ha detto che arriverà un attaccante, difficilmente, o comunque valuteremo, ha detto, se cedere un attaccante. Ecco, io credo, ma è un mio pensiero, che la Padula, che poi fondamentalmente è forse il più indiziato a dover lasciare Cagliari, non credo che voglia andare via. Certo, pende sulla sua testa un ingaggio non da poco, ma è anche vero che il prossimo anno la Padula si svincola a costo zero. Quindi non lo so, io credo che a questo punto il Cagliari non potrebbe permettersi di tenere in rosa, ad esempio, un giocatore, se la Padula non dovesse andare via, come Kingston, e a questo punto io lo darei in prestito sia anche in Serie B, sia per farlo giocare, per farlo maturare e anche per valutare le qualità che possa avere in un campionato professionistico, soprattutto per non bruciarlo, perché chi mi scrive, secondo te sarebbe il caso di buttare Kingston Mutandua nella mischia, io, come ho detto ieri durante il 45esimo minuto, rispondo in maniera negativa, perché non siamo una squadra che può sperimentare in piena lotta a salvezza giocatori che abbiano appena 4 partite in Serie A. Il Cagliari ha bisogno di certezze, quelle poche certezze costruite in tutto un girone d'andata. Ecco, rischiare oggi sarebbe davvero controproductivo, oltre che a rischio suicidio, e non credo che Davide Nicola voglia questo.
il ragazzo ha qualità? Sicuramente sì, ma è ancora un giocatore, secondo me ancora acerbo, che si divide tra primavera e panchina di Serie A, e ovviamente dalla primavera al campionato professionistico c'è tanto da costruire, e l'esempio è stato proprio ed è Luvumbo, un giocatore che ci manca, ma è anche vero che è un giocatore che fa molto movimento, ma che realizza poco e che è molto incostante, ed ecco perché credo che Kingston debba maturare ancora un po' di più. Parliamo di un giocatore comunque sempre molto molto giovane, quindi francamente non vedo come posso dire, la costrizione, la necessità di schierarlo adesso, e anche perché sarebbe secondo me un poco rispetto nei confronti degli over 30 che scalpitano in panchina, appunto uno è anche un nazionale peruviano come la Padula e l'altro è Pavoletti. Bene, per quanto riguarda il Cagliari, ricordo ancora una volta, si gioca venerdì, ore 20:45, si va a Torino, campionato che non conosce sosta, Torino che comunque è in buona forma, ha recuperato un gol di svantaggio contro la Fiorentina, Torino in 10 uomini, e ha strappato un punto al Franchi, quindi sicuramente non sarà una partita facile, ma il Cagliari viene da 2 vittorie e un pareggio, e quindi tutto lascia presupporre che sarà una partita sì difficile, ma che si può anche portare a casa con alcuni accorgimenti tattici che Nicola conosce bene. Per quanto riguarda Effetto Serra, vi anticipo che domani, ore 19:30, ci sarà il primo appuntamento con Maria Laura Manca e parleremo di temi importanti di qui in avanti. Grazie a tutti voi, buon proseguimento di serata. Ciao.